Buongiorno spettatori, bentornati al nostro programma Canale Delta Po. Oggi ci troviamo nella scuola Aldo Moro di Portoviro, in provincia di Rovigo. Noi alunni di quinta A e quinta B ci siamo uniti per parlare del nostro territorio. Vi racconteremo di come è cambiato l'ambiente che ci circonda grazie alla bonifica. Scopriremo l'importanza di alcuni corsi d'acqua. Passiamo la parola ai nostri compagni. Siamo nel comune di Portoviro, che si trova sul delta del Po. Questa zona del Veneto di competenza del Consorzio di Bonifica Delta del Po. In questo territorio troviamo molte cose interessanti. L'ambiente oggi è fertile e ci sono molte aree coltivate grazie a una fitta rete di canali di irrigazione, ma non è sempre stato così. Adesso vediamo cosa ci dicono i miei colleghi. Il territorio del delta, prima della bonifica, era prevalentemente paludoso, ciò causava molte malattie che portavano miseria e morte. Le zanzare erano un grande pericolo per chi viveva in queste zone. I corsi d'acqua straripavano facilmente e la bonifica ha asciugato il territorio e lo ha reso abitabile. Qui intorno ci sono molti campi che hanno bisogno di tanta acqua che è trasportata dai canali di irrigazione. I canali di irrigazione servono a trasportare l'acqua nei campi agricoli e poter bagnare le terre. I lavori di manutenzione degli argini sono molto importanti. Gli argini sono stati puliti per permettere all'acqua di scorrere più velocemente e consolidati con grossi sassi per evitare che le nutrie scavino. Con il trattore si fa periodicamente lo sfalcio dell'erba. Grazie alla bonifica siamo riusciti a costruire un territorio ideale per l'uomo, senza dimenticarci dell'ambiente e della sostenibilità, che in questi anni è un obiettivo sempre più sentito. Il collettore padano-polesano è stato realizzato nel periodo compreso tra il 1894 e il 1904. Fino all'anno 1960 la bonifica del territorio fra Canalbianco e Po, tra cui Portoviro, si reggeva sul sistema formato dal collettore padano-polesano costruito nel 1968. Le vicende idrauliche di questo corso d'acqua comprendono alcuni episodi tragici, come l'alluvione del 1951 e la rottura dell'argine destro del collettore in località Volta Gramignana nel 1958. Per questo il consorzio di bonifica è stato costretto a modificare la portata dell'argine. Nel Veneto, soprattutto a Portoviro, ci sono molte idrovore che permettono che buona parte del territorio veneto non si allaghi. Le idrovore, con una pompa, aspirano l'acqua da dei canali più bassi e la portano nei canali più alti, per permettere che l'acqua scorra naturalmente verso il mare. Andiamo a visitare l'impianto idrovoro che si trova sul correttore padano-polesano, vicino alla nostra scuola. Passo la linea ai miei colleghi per l'intervista. Oggi siamo qui in diretta, dietro di me c'è un impianto idrovoro e oggi, grazie a Rodolfo Laurenti, potremo rispondere ad alcune domande su come funziona l'idrovora e magari anche sulla bonificazione. L'idrovora com'è composta? L'idrovora è composta da, il cuore dell'idrovora sono le pompe, le elettropompe. Questa idrovora in particolare ha due pompe da 450 litri al secondo che sollevano l'acqua in arrivo dal canale che è alle nostre spalle e la vanno ad espellere attraverso queste tubazioni nel collettore padano-polesano. Naturalmente tutte le nostre idrovore sono alimentate da energia elettrica, quindi pompe, tubazioni, acqua da sollevare alimentate da energia elettrica. Cosa si usa per comandare un'idrovora, diciamo? Si usa un ufficio o... Tutti e due. Noi dall'ufficio cosa facciamo? Abbiamo un centro di controllo dove a video e a computer riusciamo a vedere il funzionamento di tutte le pompe, di tutte le idrovore e le eventuali problematiche o anomalie o inceppamenti o momenti in cui non funzionano.
Nel territorio di Portoviro, quante idrovore ci sono, sapendo che quest'area è attraversata dal fiume Po? Ci sono all'incirca 10-11 impianti con una trentina di pompe installate. Le faccio un paio di domande. Quante persone partecipano alla manutenzione del canale? Allora, come consorzio di bonifica Delta del Po, dove io lavoro, siamo in 55 persone, più d'estate abbiamo altre 30 persone che ci vengono ad aiutare per eseguire gli sfalci, il taglio dell'erba lungo le nostre sponde dei nostri canali. Da quanto tempo lavora qua? Io lavoro in consorzio di bonifica da circa 10 anni. Il suo lavoro le piace? Sì, mi piace molto, mi piace perché è un lavoro che naturalmente è a contatto con il territorio, un territorio dove io vivo, qua nel comune di Portoviro, quindi lavoro in un ambito che mi piace e anche sul mio territorio. Quali sono i problemi che secondo lei sono più frequenti? Ma allora, i due problemi più frequenti che naturalmente in un consorzio di bonifica noi dobbiamo affrontare ogni giorno ma ogni anno sono in questo momento la carenza di acqua. Dall'altro lato ci sono delle stagioni dove piove troppo e dove i nostri impianti devono funzionare perché altrimenti il nostro territorio andrebbe in grave difficoltà dal punto di vista dell'acqua in eccesso meteorica. Cosa pensa che succederà tra 10 anni? Ma in questo territorio non penso cambi molto tra 10 anni. Il cambiamento che non solo questo territorio, ma tutta l'Italia, ma tutto il mondo sta vivendo, è quello dei cambiamenti climatici. C'è siccità, c'è carenza idrica e quindi elevate temperature. Anche il territorio del Delta del Po, come gran parte dell'Italia e del mondo, andrà in sofferenza a causa dei cambiamenti climatici. Andiamo adesso a conoscere il nostro amico canale. Questo piccolo corso d'acqua è stato dato in custodia alle classi quinta A e quinta B dell'Istituto Comprensivo di Portoviro. È stata celebrata una cerimonia di inaugurazione in cui le autorità hanno scoperto la targa che contiene il nuovo nome del canale. Ora tutti ricorderanno Amoro e la funzione che questo importante corso d'acqua ha per il territorio di Portoviro. Da qui è tutto, un saluto a tutti gli spettatori e buona giornata.